cui chiedo in che modo i recenti sviluppi geopolitici, tra cui appunto soprattutto il conflitto in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e poi anche tutte le crescenti pressioni della Cina su Taiwan, stanno influenzando oggi l'equilibrio globale di potere. Cioè, quale ruolo giocano oggi gli Stati Uniti e l'Europa nelle alleanze militari e commerciali? Come si colloca, o meglio, se si dovrebbe, o come si dovrebbe collocare eventualmente l'Italia in questo scenario? Innanzitutto sono molto contento di essere a Conegliano, dove sono venuto un paio di volte nella mia vita anni fa, e sono sempre stato un posto molto piacevole, devo dire, e ho dei ricordi di infanzia, ma questo è un discorso quello più lungo, e vengo a rispondere. Grazie a voi per essere qui di venerdì sera, insomma. Posso immaginare che ci siano delle cose più divertenti anche. Il punto, io forse prenderei una piccola rincorsa per rispondere alla domanda, perché una delle cose che secondo me a noi sfugge un attimo, perché è molto tempo che viviamo in un assetto che tutto sommato non è cambiato più di tanto. Una delle cose che a noi sfugge è che l'epoca in cui viviamo ha una lunga storia alle spalle. In realtà il Novecento, che spesso viene definito il secolo americano, così come l'Ottocento viene definito il secolo inglese, in realtà il Novecento è stato qualcosa di un po' più complesso che il secolo americano. Ha rappresentato il torno di tempo in cui le democrazie liberali, che all'inizio del secolo scorso erano una manciata, hanno condotto una sfida per la vita e per la morte contro nemici che erano sempre meglio posizionati di loro. Innanzitutto contro le autocrazie, che allora, all'inizio del Novecento, non erano dei rottami, per così dire, della storia, erano i protagonisti della storia. Pensate all'impero zarista, pensate alla Germania guglielmina, pensate all'impero austro-ungarico, una potente storia alle spalle. Avevano costituito per moltissimo tempo lo standard. Le democrazie all'inizio del Novecento si confrontano con questo diverso regime politico e vincono questa lotta. La prima guerra mondiale, che non era iniziata in questi termini, era iniziata come uno scontro ottocentesco sostanzialmente, e si era trasformata nel corso del conflitto stesso. La prima guerra mondiale segna il successo delle democrazie liberali, che però immediatamente sono insidiate dall'affermarsi di altri regimi, i regimi totalitari di destra, in Italia il fascismo, in Germania il nazismo, e i regimi totalitari di sinistra, l'Unione Sovietica sostanzialmente. E questo scontro contro i totalitarismi impegna le democrazie prima nella seconda guerra mondiale e poi nella lunga guerra fredda. Ed è alla fine di questo conflitto che le democrazie emergono vincitrici, non tanto come posizioni di potere, cioè non è questa la dimensione del viso più rilevante, cioè la concentrazione di potere militare, la concentrazione di potere economico, ma la dimensione più rilevante è che cambia lo standard di quello che è considerato il regime politico più appropriato per stare in questo nuovo sistema internazionale, che è un sistema internazionale che le democrazie iniziano a costruire già dopo la prima guerra mondiale, e lo costruiscono principalmente a suon di istituzioni che costituiscono la grande novità della politica novecentesca rispetto a tutte le epoche precedenti, essendoci chiaramente poi nella politica novecentesca anche delle grandi continuità rispetto al passato, la principale delle quali è l'uso della forza, la principale delle quali è l'importanza del potere militare. Ma se si va a guardare in cosa il Novecento è diverso dai secoli precedenti, è la comparsa di queste cose che sono le istituzioni politiche internazionali, che non solo sono all'interno di un progetto culturale politico, se non vi piace la parola ideologico, molto preciso e molto coerente, che è il progetto politico liberale, intendendo con l'espressione, diciamo così, la sua accezione anglosassone, quindi non il liberalismo
della carriera telefonica a cui ci siamo abituati, ma liberale nel senso una concezione per cui il potere deve essere legittimato sostanzialmente dal consenso dei governati rispetto ai governati. Ma le istituzioni rappresentano anche una specie di mammifero, perché quando compaiono sono piccole, incerte, nessuno ci scommette un soldo su questi. E infatti i totalitarismi, dall'Italia fascista alla Germania nazista, all'Unione Sovietica, al Giappone militarista, scommettono che questa cosa non funziona e le sfidano. E poi però se noi guardiamo il mondo in cui noi viviamo oggi, è un mondo che è completamente intessuto di istituzioni internazionali, il cui scopo, in questo è veramente molto liberale come aspettativa, da un lato era quello di razionalizzare la politica, perché una delle cose che dobbiamo sempre ricordare è che il liberalismo politico, che è molto più vecchio chiaramente del Novecento, da Locke a Hume a Smith, è un liberalismo che ha una concezione sostanzialmente, e la concezione è quella di portare la razionalità nella politica. E infatti il liberalismo nasce sostanzialmente appena dopo parte il razionalismo all'interno del pensiero occidentale, e sono talmente vicine a queste concezioni che noi dobbiamo rifletterci sul fatto che il liberalismo è un tipo di concezione politica e non è il modo normale di ragionare, per così dire. Dobbiamo rifletterci perché il razionalismo si porta con sé il liberalismo politico, perché combatte tutte le concezioni di potere legate, diciamo così, a istanze soprannaturali, insomma, trascendenti o quant'altro. Ma dall'altra parte questa cosa, questa affermazione, dal punto di vista della volontà, ha una volontà molto precisa, che è rendere l'ambiente internazionale quella che viene definita, o veniva definita, ma adesso si usa spesso questa espressione, l'arena anarchica internazionale, anarchica perché l'uso della forza è praticato e dentro certe condizioni legittimo, il più simile possibile all'ordine domestico dei sistemi liberali, che è un ordine pacificato, che è un ordine in cui vale la forza della legge, non la legge della forza. Ecco, noi che viviamo all'inizio del XXI secolo dimentichiamo spesso che siamo alla fine, nel senso siamo collocati temporalmente nel punto finale per il momento, perché la storia non finisce mai chiaramente, di questo processo che è durato più di un secolo dal punto di vista concreto, che ha un'ispirazione plurisecolare addirittura dal punto di vista della concezione. E allora quando oggi, rispondo e volo via dalla domanda, allora quando oggi noi ci chiediamo che cosa sta cambiando, non sta cambiando tanto, o meglio, non è così importante che cambi la distribuzione delle capacità tra un paese rispetto a un altro. Questo è un fatto sicuramente che ha una rilevanza, ma non è l'elemento più drammatico di cambiamento possibile. L'elemento più drammatico di cambiamento possibile è che questa trasformazione novecentesca, che ha prodotto il modo in cui noi viviamo e che ha conseguenze immediate e dirette sulla vita concreta delle singole persone organizzate, è per la prima volta in questo millennio nuovamente sfidata da progetti di organizzazione politica che sono sicuramente infinitamente meno non potrei dire, aulici delle vecchie autocrazie imperiali, che sono sicuramente molto meno organizzati culturalmente rispetto ai totalitarismi, al loro ricco apparato ideologico, ma che non per questo sono meno pericolosi. Questa è la questione oggi in discussione, e questa è la questione che è più forse difficile da afferrare immediatamente, da fare così, diciamo così, da condividere con le opinioni pubbliche, perché noi siamo abituati a vivere in questo mondo. Io sono nato nel 61, tutta la mia vita è stata condotta all'interno di un mondo che era naturalmente nella mia parte democratico-liberale, e in un mondo internazionale che persino, in quanto comprendeva l'Unione Sovietica e quant'altro, era però un inglobamento all'interno di istituzioni che erano tutte di matrice liberale e che quindi continuamente, quasi come lentamente, goccia dopo goccia, contribuivano a rafforzare la
legittimità dei regimi democratici, tanto quanto oggi l'affermarsi di potenze che contestano la democrazia nella sua base fondamentale fanno apparire quei sistemi come possibilmente legittimi e le democrazie come in difficoltà nel mantenere le promesse che avevano affermato. Ed ecco quindi qual è, a mio avviso, il quadro complessivo all'interno del quale, dal mio punto di vista, dobbiamo collocare tutto quello che sta succedendo per capire qual è la vera posta in gioco, perché altrimenti rischiamo di pensare che di distrarci, di guardare, diciamo, il dito non la luna, e invece siamo di fronte a una luna che si sposta. Non posso che essere ancora, devo passare a Cornelio Stiglio, perché questa visione la vorrei anche inquadrare sotto un aspetto un po' più militare, cioè partendo proprio da queste considerazioni e dalle valutazioni che si possono fare sulle evoluzioni geopolitiche, parlando sempre di conflitto in Ucraina o pensando alle crescenti tensioni che ci sono nel Mar Cinese meridionale piuttosto che sempre appunto il Medio Oriente. In ambito militare, quindi le sfide per così dire strategiche principali che in questo momento affronta la NATO nel garantire la sicurezza e l'equilibrio militare internazionale, come le possiamo così vedere, interpretare, in che modo l'Alleanza Atlantica in particolare sta adattando le proprie capacità operative e di deterrenza anche, perché poi la chiave è anche la deterrenza, per rispondere a questi nuovi contesti di minaccia, insomma. Allora Dino, tu hai già citato nella tua domanda una parola che è la chiave per capire il problema dal punto di vista militare, e la parola che hai usato giustamente è deterrenza. Se ci astraiamo un momento dall'aspetto strettamente politico, etico, che ha citato il professor Parsi e che non compete a un militare, perché il militare è deputato a eseguire gli ordini delle autorità civili e quindi non commenta, non contesta e non si pone all'interno dell'agone politico, ma è uno strumento per la protezione delle istituzioni alle quali è deputato per votare. Quindi, astraendomi dall'aspetto più etico del discorso, nel momento in cui noi dobbiamo difendere il sistema che siamo deputati a proteggere istituzionalmente, lo facciamo in un contesto che è quello attuale e che è diverso, militarmente parlando, da quello che esisteva prima del 1945. Perché prima del 1945 noi avevamo conflitti tra le nazioni, in cui le nazioni in pratica si sgomitavano a vicenda alla ricerca di un equilibrio che fosse più stabile possibile e garantisse la posizione politica del loro paese. Dal 1945 questo è cambiato, perché i conflitti tra nazioni sono diventati un qualcosa di particolarmente pericoloso, più pericoloso di prima, e sappiamo tutti il perché. Io adesso non voglio agitare il feticcio nucleare perché è diventato un'abitudine esagerata, però l'esistenza di questo feticcio ha portato al compattarsi delle forze politiche internazionali tra di loro, in modo da appoggiarsi l'una all'altra e garantirsi il più possibile la sicurezza, tramite lo strumento della deterrenza. Ora, tutti parlano di deterrenza, però anche leggendo la stampa, spesso io ho il dubbio che non si capisca bene che cos'è la deterrenza. La deterrenza è quella capacità che si ha di rendere evidente il proprio potenziale militare
e che questo potenziale è tale da rendere non conveniente un'aggressione contro la propria parte. Perché in generale una guerra perché si fa? Una guerra si fa perché la situazione attuale è considerata insoddisfacente e si ritiene che con un atto di forza sia possibile addivenire a una situazione migliore della precedente. Tramite la deterrenza noi garantiamo al potenziale aggressore che comunque vada il conflitto, lui dopo starà peggio e quindi non gli conviene usare la forza nei nostri confronti. Per poter garantire la deterrenza bisogna disporre di un potenziale militare tale che l'avversario potenziale, scusate la parola potenziale in due accezioni diverse, ma il possibile avversario si renda conto che non gli conviene. Per poter raggiungere questo potenziale è necessario creare alleanze, perché parliamoci chiaro, una nazione come l'Italia da sola semplicemente non potrebbe in alcun modo disporre di un potenziale tale da imporre il concetto di deterrenza per proteggere se stessa. Voi direte, sì, ma esistono nazioni neutrali. Perché quelle nazioni neutrali che effettivamente esistono sono in una condizione tale da non avere un nemico che rappresenti una minaccia. Andiamo a vedere un attimo quelle che abbiamo qui intorno in Europa. La Svizzera è completamente circondata da paesi dell'Unione Europea e della NATO, che hanno lo stesso sistema politico-economico della Svizzera stessa. Non hanno nessun interesse, nessuna ragione per aggredire la Svizzera e in più garantiscono con la loro stessa esistenza la sicurezza della Svizzera. Quindi la Svizzera si può permettere di essere neutrale. Non è la nostra situazione, perché noi non solo non siamo completamente circondati da paesi affini a noi, ma soprattutto abbiamo un'economia che ci impone la disponibilità di rotte commerciali che ci consentano di far sopravvivere la nostra economia, problema che la Svizzera non ha. Altro esempio, l'Irlanda. L'Irlanda è un paese neutrale, non fa parte della NATO, però fa parte dell'Unione Europea. Ha un piede dentro il nostro stesso sistema di alleanze. Non ha assolutamente nessuno nella sua prossimità geografica che la possa minacciare militarmente. Di nuovo ha lo stesso sistema politico-economico di tutti i paesi vicini. La Svezia, stesso discorso, però in più la Svezia ha avuto per un sacco di tempo un confine, diciamo così, esposto alla minaccia. Signori, la Svezia però manteneva un apparato militare proprio che gli costava più del 5% del prodotto interno lordo. Noi potremmo permetterci una cosa del genere? E comunque la nostra esposizione è molto maggiore rispetto a quella della Svezia, perché la nostra necessità di controllare le rotte è maggiore. La Finlandia, stesso discorso. La Finlandia ha mantenuto un apparato difensivo proprio che gli costava più del 5% del prodotto interno lordo. Era in una posizione geografica particolarmente difficile, ma appena ne ha avuto l'opportunità politica si è subito sottratta alla sua posizione di neutralità per entrare nel nostro sistema di alleanze. Ora, se l'Italia decidesse di mantenere una neutralità, dovrebbe spendere più del 5% del prodotto interno lordo, sarebbe molto meno garantita
nella protezione delle sue rotte, ci converrebbe, qui non sta più a me dirlo, ma esiste una classe politica che dal 1948 ha deciso in maniera diversa. Io in quanto militare mi adeguo. Tra le righe ammetto pure che sono anche d'accordo. Ora, il potenziale militare si mantiene con le spese militari. Però la domanda che aveva fatto prima Dino, cosa è cambiato? Perché lo vediamo tutti che in qualche modo, seguendo almeno un pochino i notiziari, sappiamo che la situazione rispetto a 5 anni fa è un po' cambiata. Il professore ha ragione, dal punto di vista strettamente politico, etico, culturale, non è cambiato niente. Però dal punto di vista militare un cambiamento c'è stato. La deterrenza, per la prima volta dal 1945, si è incrinata. Perché qualcuno, per la prima volta dal 1945 in Europa, ha deciso che gli conveniva rischiare. Si è fatto un calcolo politico e soprattutto un calcolo militare, e questo calcolo si è semplicemente rivelato sbagliato. E questo ha creato una situazione pericolosa nel nostro continente. Il gioco che si sta facendo in questo momento in Europa è un gioco estremamente sottile, delicato, per ricostituire una deterrenza, contenere il conflitto in atto e allo stesso tempo però garantire la sopravvivenza e il successo di tutti i principi politici e etici che ha citato prima il professor Parsi. È un gioco estremamente difficile, che purtroppo si tende a semplificare moltissimo in sede di dibattito sui social e a volte anche sui mass media. È una cosa estremamente complessa che richiede un enorme sforzo per bilanciare i rischi e le necessità, difendere i principi, difendere le regole su cui si basa l'equilibrio internazionale, sul quale equilibrio internazionale si basa anche il benessere raggiunto in Europa, e i rischi connessi in tale mantenimento. Professor Parsi, prima di dare la parola a Cristiano Finazzi, sul concetto di neutralità lei è d'accordo con quanto espresso da Colonnello Stipre? Potenti mezzi del municipio. Il punto è che la neutralità per molti aspetti si può definire solo storicamente, come diceva Corley. Non è che esiste un concetto di neutralità che è uguale in tutte le stagioni storiche e che è uguale in tutte le regioni del mondo. Formalmente in Asia una quantità molto elevata di paesi sono neutrali, la gran parte dei paesi dell'America Latina sono neutrali. Nella storia europea, che è una storia caratterizzata da conflitti devastanti e ricorrenti plurisecolare, la neutralità ha rappresentato un'eccezione. Paesi che sono neutrali sono paesi che avevano un'antica tradizione di neutralità, come la Svezia o la Svizzera, o che l'hanno subita, diciamo, a seguito delle vicende novecentesche, come la Finlandia, l'Austria. Se vi ricordate i vostri studi durante la seconda guerra mondiale, no? La neutralità dei paesi del Benelux venne violata, come la neutralità della Norvegia, dalla Germania nazista, come la neutralità della Polonia, via discorrendo. Quasi tutti i paesi erano neutrali nel 39-40. Nella prima guerra mondiale la violazione della neutralità del Belgio fu il casus belli per l'ingresso in guerra della Gran Bretagna, per cui è un concetto,
diciamo così, noi ci riempiamo la bocca, ma spesso senza prendere delle misure, perché è un concetto sdrucciolo, non è un concetto che possiamo prendere come una pietra di marmo. Non c'è dubbio che quando noi pensiamo ai paesi, non parlo necessariamente solo dell'Italia, ma quando noi pensiamo a tutti i paesi che hanno composto e che compongono l'Unione Europea, la costruzione dell'Unione Europea è stata possibile all'interno del quadro di cui parlavamo prima, cioè all'interno di un quadro di egemonia politico-culturale di un certo tipo che ha depotenziato l'aspetto problematico della sovranità e l'ha fatto attraverso, come posso dirvi, il fatto che i paesi europei, tutti quelli che hanno dato vita alla prima comunità europea, man mano che si aggiungevano, condividevano istituzioni politiche democratiche, sistemi di economia di mercato e una concezione di società aperta, cioè in senso molto, molto laico, erano paesi occidentali. Come sapete, Occidente è una categoria come neutrale, cioè Salvini è convinto di difendere l'Occidente, anche Orban, capito? Cioè, dice, vabbè. L'Occidente può essere definito in molti modi, chiaramente, è un concetto antichissimo, però per quello che riguarda noi, quello che noi oggi chiamiamo Occidente, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ha niente di geografico, non ha niente di religioso o di cultura ancestrale, non ha niente di razziale, non ha niente neanche di gastronomico, se la cosa può toccarmi maggiormente. Ma oggi noi definiamo Occidente quei paesi che condividono questa triade: democrazia liberale, democrazia rappresentativa, se preferite, economia di mercato nelle varie forme possibili che può assumere e società aperta. Queste sono le tre cose che definiscono l'Occidente di oggi. Poi può essere cristiano, buddista, ateo, quelle sono ammenicoli oggi. Non c'è dubbio che, esattamente come per l'Europa, questo Occidente si è sviluppato e ha potuto essere significativo perché questi concetti si sono sviluppati dentro paesi che ben prima di essere liberali, democratici, società aperte, economie di mercato, erano grandi potenze in Europa e rispetto al mondo. Questo non c'è dubbio, ma quello che ci interessa capire è che se oggi siamo dove siamo è in parte perché c'era il fattore, diciamo così, che andava a scemare di da dove venivamo, ma soprattutto c'era il fattore che andava a crescere di dove volevamo andare, che cosa volevamo essere. E l'Unione Europea, nel suo bene e nel suo male, nei suoi limiti e nei suoi vantaggi, è esattamente fotografa questo punto di incrocio tra qualcosa che declina e qualcosa che cresce. Ecco perché a me, e concludo, i discorsi sul declino dell'Occidente, ma poi anche i discorsi sul nuovo orgoglio occidentale, cioè lasciano sempre un po' perplesso, perché il declino è un concetto relativo, non è quello il punto fondamentale, il punto è quanto hai capito che cosa vuoi continuare a essere e quanto sei disposto a assumerti di responsabilità per poterlo continuare a essere. Ecco perché, capite, spero di non essere troppo noioso o confuso, però parlano sempre in una dimensione della nostra vita che in questo momento, come in tutti i momenti di crisi di guerra, è estremamente sfidata dal punto di vista pratico, e quelle sono cose di cui bisogna tenere conto in maniera assoluta, però è importantissimo capire questa pratica che cosa serve, perché sennò ci sarà sempre qualcuno che inizierà a dire beh, però potremmo fare un po' meno, beh, però potremmo risparmiare qualcosa, beh, però potremmo non sbatterci, perché in fondo non sono i nostri confini, non sono i nostri amici, non siamo noi, e passo per passo perdi di vista che quella cosa lì invece è collegata per linee esterne, per così dire. Quella cosa lì ha a che fare con la tenuta dell'architettura che, se viene meno, rende impossibile la sopravvivenza di quello che noi, magari molto lontano da questo momento sfidata, abbiamo costruito. Questa è la questione del ballo. Se ci pensate, poi sono le cose che in maniera diversa, andando per altri ragionamenti, ha detto in un paio di occasioni almeno Draghi recentemente, cioè capire che cosa c'è in ballo e capire cos'è la posta in gioco. A quel punto poi puoi stabilire se i finanziamenti sono troppi o troppo pochi, cioè il punto è
rispetto a che cosa? Nessuno ti chiede, se uno ti chiede 1 milione di euro per mangiare la pizza, dice forse magari anche meno, no? Se uno ti chiede 1 milione di euro perché deve costruire una città, dice ma forse ti mancano un po' di soldi, voglio dire, no? Per cui il ragionamento è sempre bisogna avere bene in mente dove stai andando e che cosa vuoi mantenere. Poi tutto il resto in qualche modo segue di conseguenza. Grazie, professor Passi. Siccome abbiamo toccato il tema politico e il tema militare, in questi due contesti coloro i quali ci mettono a conoscenza di questi fattori sono i media, il giornalismo in generale, che forse soffre di una qualche crisi. Allora diciamo che in questi 3 anni di guerra in Ucraina, dove tu insomma hai vissuto in prima persona quei momenti, potendoti confrontare un po' anche con quelli che sono i colleghi tuoi della stampa estera, ci sono delle differenze che hai notato nel modo in cui la storia è stata raccontata? Diciamo, i nostri media in generale, quelli italiani rispetto a quelli internazionali, come si sono comportati? La narrazione è la stessa? È coerente con i fatti? Ma credo che le narrazioni delle guerre vengano fatte anche in base agli interessi delle nazioni stesse. Quindi poi rientriamo in logiche, diciamo, del concetto di notiziabilità di un evento. Più ci riguarda, più i nostri interessi sono coinvolti, più ovviamente si parla di quell'evento. Ora, per quanto riguarda la questione della guerra in Ucraina, ha toccato quasi anzi ha toccato tutti i paesi europei, perché è una guerra che è alle nostre porte, sostanzialmente un paese che anche se non è dentro l'Unione Europea è comunque in Europa. E ci riguarda perché è un paese che ha una democrazia, anche se per quanto possa essere imperfetta, comunque come dire, perfettibile. Tutte le democrazie sono perfettibili, come diceva appunto Vittorio. Ci sono dei percorsi che bisogna fare, l'Ucraina li sta facendo, però ecco, è una democrazia che è stata invasa da un paese che non è democratico, e il racconto che è stato fatto... E qui qualcuno ne dica, perché c'è ancora questa narrazione. Sì, poi possiamo aprire discorsi elastissimi e parlarne per ore, però è un paese che ha delle elezioni dove adesso sono sospese, ma perché siamo insomma in una situazione di guerra, e quindi come succede in qualsiasi altro paese in una situazione di guerra non si fanno le elezioni. Però tornando alla tua domanda, credo che sia stato raccontato, per quanto riguarda la parte italiana, sia stato raccontato in maniera totalmente differente da quando è iniziata, perché la guerra è iniziata 10 anni fa, non è iniziata adesso. Adesso c'è un'invasione su larga scala, ma l'invasione del Donbass da parte russa è iniziata nel 2014, dopo l'occupazione della Crimea. È stata raccontata in maniera molto superficiale all'inizio, molto superficiale, edulcorata direi, perché da una parte non c'era interesse ad approfondire, dall'altra non c'erano persone forse esperte anche per capire ecco quello che stava avvenendo. Esatto, sono mancate anche delle competenze. Sì, e poi era molti persone che comunque conoscevano l'Est Europa avevano anche dei forti bias, secondo me, dei forti pregiudizi. Per cui all'inizio l'informazione, io tendo sempre a citare una trasmissione della RAI che era Nemo, perché mi ricordo questo servizio che un po' mi lasciò perplesso, era questo racconto di questo italiano che era andato a combattere per Putin, dove non si spiegava nulla sostanzialmente, c'era quasi un pezzo di colore fondamentalmente, no? Una cosa un po' esotica, cioè fa vedere questi stranieri che andavano a combattere, non si spiegavano i motivi, non si andava a fondo, non si sapeva chi era la persona. E questa cosa è rimasta fino appunto all'invasione su larga scala. Non tutti, non parlo di tutti i giornalisti, ovviamente c'erano persone che ne capivano, ne parlavano. Poi ovviamente cambia il racconto, cambia la narrativa, e quella che era un po' la visione, un po' anche quella propagandata da Mosca, insomma, degli ucraini nazionalisti, estremisti, nazisti anche, per cui l'invasione viene fatta per denazificare l'Ucraina sostanzialmente, viene a mancare
non in tutta la stampa italiana. Mi interessava proprio il confronto tra la stampa italiana allora guarda, io poi devo fare il confronto tra tu hai lavorato anche per le Figaro. Io non so come è stata trattata all'inizio e quanto spazio ha avuto, però se io spesso ascolto la BBC, anche quando sono in palestra, per esempio mi piace ascoltare i programmi di BBC World News, i temi vengono approfonditi in maniera molto più complessa, si dà molto più spazio agli esteri. L'Italia non ha mai avuto questa propensione per dare spazio agli esteri. Per cui credo che all'inizio in Italia ci sia stata una sorta di bulimia dell'informazione. Tutti dovevano parlare dell'Ucraina, anche programmi che non hanno mai parlato, per cui io stesso sono stato chiamato all'Area che tira, ma qualsiasi programma di La 7 o Mediaset o Rai aveva dei corrispondenti, spesso freelance, perché non bastavano i inviati corrispondenti che esistevano, che già c'erano o che erano contrattualizzati, e quindi tutti hanno cominciato a parlare di Ucraina. Ucraina ovviamente si dà sempre un corrispondente per raccontare quel che avveniva, dopodiché poi la cosa è sparita. Le televisioni hanno cominciato a non occuparsene più, o comunque a focalizzare quello che avveniva in Ucraina soltanto come riflesso del dibattito politico interno. E che cosa che sta succedendo ancora adesso, no? Poi magari possiamo parlare di quello che è successo anche al Parlamento europeo, però questo fatto, questa guerra che ha sconvolto la Pax europea, insomma, comunque in qualche modo era dalla Bosnia, che non c'era una guerra vicina a noi, è stata trattata in maniera bulimica appunto all'inizio, poi è sparita, e a me poi piace sempre fare il confronto poi tra televisioni di Stato sostanzialmente, perché io spesso ascolto Rosenberg, che è il corrispondente della BBC a Mosca, che fa dei pezzi pazzeschi, anche molto belli, molto delicati anche, ma raccontando quello che avviene all'interno della Russia, per esempio, denunciando, andando a toccare i punti scoperti di quello che avviene in Russia, delle violazioni dei diritti umani. E poi se tu guardi la nostra televisione di Stato, quindi quello corrispondente a Mosca, non vedi nulla di quello che avviene all'interno del paese. Quindi sì, ci sono differenze. Poi per quanto riguarda quello che è avvenuto sul campo, parlo di noi giornalisti proprio presenti in Ucraina. C'è stata una copertura, devo dire, buona inizialmente, ancora adesso continua, non per tutti i giornali, perché il Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa hanno corrispondenti esteri, ma altri giornali non ci diano i corrispondenti esteri, per cui la notizia è un po' scemata su altre testate, e ovviamente ci sono giornali che fanno una sorta di cortocircuito. Per esempio il Fatto Quotidiano ha avuto per diversi, anche un collega mio era corrispondente per il Fatto Quotidiano in Ucraina, e scriveva l'esatto contrario di quello che dicevano gli editorialisti sul Fatto Quotidiano. Io poi infatti non mi chiedevo come potessero poi i lettori orientarsi in quel casino sostanzialmente che creavano, però ecco, ma perché si sembrava questo così? Ma perché come tutti appunto hanno bisogno di qualcuno sul posto, ma in realtà poi la loro linea editoriale era totalmente differente, quindi sì, do spazio al racconto, poi anche lì è sparito. Adesso ultimamente poi c'è un personaggio che girava, che scrive un sacco di cose non troppo veritiere, insomma. Ma capita anche nella stampa estera? No, allora anche lì poi possiamo parlare del concetto di selezione, cioè come vengono selezionati anche i freelance che devono lavorare per queste testate. Qui hanno preso chiunque, cioè chiunque stava sul posto veniva preso, anche se non aveva esperienza, non conosceva il paese, non sapeva di cosa stesse parlando, in qualche modo si arriva alla voce. All'estero questa cosa non funziona, di solito la persona che va sul posto è una persona che conosce la realtà, sa di cosa sta parlando, e quindi ha un rapporto anche fiduciario con la redazione, e quindi c'è fiducia in quello che sta raccontando. Sembra questa cosa secondo me in Italia, proprio perché non c'è
più la tradizione degli esteri, ormai i corrispondenti degli esteri sono quasi spariti, sono pochissimi, penso che ci possiamo contare di due mani, quelli proprio che fanno solo esteri, spesso vengono, come dire, cooptate persone che fanno altre cose dalla cultura, poi li mandano magari a coprire le zone di guerra perché non riescono a fare le rotazioni. Senza preparazione anche come città per i treni possiamo aprire, però credo che poi ci dilungheremo di molto. Però ecco, adesso per esempio il Corriere della Sera, la Repubblica continua a avere i propri inviati sul posto, altre testate non ce li hanno e diventa sempre più difficile comunque far entrare l'Ucraina in prima pagina, comunque prima le aperture di quotidiani, le prime pagine sempre. Ci siamo abituati alle notizie. Adesso meno, ma fa parte anche diciamo della, come dire, Certo. dell'informazione stessa, dopo un po' di tempo la notizia si cuoce e poi dopo diventa quasi ridondante, per cui non ne ha più interesse, non porta più interesse al lettore. Quindi Giorgio, anche Un osservatore esterno rispetto al processo mediatico, io ho anche la sensazione che ci sia un concetto fondamentale che sia da parte di molta stampa che da parte del pubblico esista un piccolo cortocircuito che crea parecchi problemi. Il cortocircuito che vedo io leggendo la stampa italiana, e premetto, io sono residente all'estero, quindi mi trovo a seguire moltissimo anche la stampa, in particolare del nord Europa. Io trovo che rispetto alla stampa anglosassone nord europea, in Italia esista un cortocircuito tra il concetto di equidistanza e quello di è un obiettività. tema che ormai sta carissimo questo, tu lo sai. Equidistanza e obiettività non sono sinonimi. Per cui dire dare la stessa voce ai due contendenti non è corretto, non è il modo giusto per capire come vanno le cose. Perché è come dire, ok, c'è uno stupro, la vittima e il carnefice hanno uguale diritto di dire la loro. Non è così. No. Però in questo caso ho la sensazione che molti ritengano che, ok, le notizie che arrivano da Kiev, le notizie che arrivano da Mosca, le diamo tutte e due, senza tenere presente che quelle che arrivano da una certa parte sono stampa libera, tra l'altro internazionale, compresi i giornalisti nostri, dall'altra parte c'è soltanto l'informazione di Stato, però gli viene data esattamente la stessa dignità in nome dell'equidistanza, come se questo garantisse una corretta informazione. Come ne pensi? Cristiana Amanpour, che è una grandissima giornalista americana, disse in un'intervista che non esiste la neutralità per i giornalisti, esiste l'obiettività, che è un'altra cosa. Non posso rimanere neutrale di fronte a un crimine di guerra, lo devo denunciare, devo accusare chi ha. Che diventi se no complice del crimine. Però devo essere obiettivo nel raccontare i fatti. Credo che questa questione della neutralità non esiste, cioè poi dopo, come dire, è lo stesso giochino che fanno poi in campo politico, ma noi non siamo politici, per cui non dobbiamo rispettare le logiche della politica e della diplomazia. Il fatto di, come dire, di dare la stessa importanza appunto alle veline che arrivano da Mosca piuttosto che a quello che succede sul campo, di fronte a un attentato, a un attacco missilistico, per esempio, che colpisce un ospedale, prendere la versione di Mosca e parificarla con la versione, o quello che raccontano i giornalisti sul campo è scorretto, ovviamente. Però lì entriamo in un contesto dove il giornalismo si trasforma in politica, per cui non vuole toccare, non vuole rovinare equilibri e come dire, rapporti diplomatici che però competono al governo del paese, non competono ai giornalisti. Però lì è, come dire, è una linea sottile che spesso viene attraversata e succede con la televisione di Stato, sostanzialmente. Anche il caso di Stefano Battistini, quello è
è un caso che, come dire, ha travalicato la stessa questione giornalistica ed è entrata in politica. Però lì, come dire, non dovrebbe rientrare. Cioè noi facciamo il nostro lavoro, Stefania ha fatto uno scoop pazzesco, doveva essere considerata per quello, non per le conseguenze che poteva avere il rapporto tra Russia e Italia o la corrispondente a Mosca, che magari poteva avere delle ripercussioni, che poteva chiudere l'ufficio di corrispondenza. Non dovrebbe fregargli nell'attività della televisione di Stato. No, guarda, se c'entrava l'ambasciatore era un conto. Sì, però ripeto, sono cose che i giornalisti non competono queste cose, quindi non. Beh, anche il professor Passi ha avuto, credo, parecchi contatti con i media, con la stampa, con la televisione, che sei d'accordo su questo tipo di gelato con te? Sì, sono d'accordo con quello che avete detto, anche più distanza da non confondere con l'obiettività, insomma, no? Cioè, mi ricordo anche il direttore di un giornale che però per tanti anni che ripeteva come uno slogan: noi siamo equivicini, non equidistanti. In realtà una cazzata totale, cioè, anche cambiando il punto di riferimento, no? Ed lo ripeteva come se avesse scoperto l'acqua calda, e io ti dicevo: guarda che idiozia, cioè, te lo dico. E poi no, perché questo che è vicino dava l'impressione, no, di calore. È questione di che cosa vuol dire? Cioè, perché metà strada tra lo stupato e lo stupato, cioè, non significa niente. Vuol dire che l'obiettività significa raccontare le cose per quello che sono. Quindi se vedi un cane che morde una persona, descrivere questo; se vedi una persona che morde un cane, descrivere questo. Non significa essere a metà strada tra i cani e le persone, diciamo, nella scala delle preferenze etiche, no? E questo è un fatto. C'è il fatto che tu dicevi prima, Cristiano, di alcuni giornali. A me è capitato una cosa abbastanza bizzarra l'anno scorso, credo 2 anni fa, di scrivere la prefazione di un libro sulla guerra in Ucraina, scritto dall'inviato di guerra del Fatto Quotidiano, che me la chiese apposta perché doveva scrivere sul giornale dietro al Travaglio, in cui i suoi editoriali, quelli dei suoi collaboratori, appunto gli editorialisti, erano completamente controfattuali, e non era l'unico, un'altra persona degli esteri gli scrisse in quei giorni cercando di organizzare delle cose per il disagio che avevano allo stare dentro un giornale che, rispetto a quello che era già il Padellaro, una persona per bene, che ha molto chiaro la differenza tra le preferenze sulle cose e la descrizione delle cose. Io poi penso che però ci sia un problema più generale in Italia, lo dico da italiano, per cui non mi metto nel mutuo, non è che noi viviamo all'interno di un milieu culturale che tende a scambiare il cinismo con il realismo. Quindi sostanzialmente chi è più forte prende, chi è più debole molla. È la vita, no? E funziona così, cosa vuoi fare? E l'ho sentito dire spesso in questi 2 anni e mezzo: i russi sono più forti perché gli ucraini combattono. Che se ci pensate, anche i polacchi erano più deboli dei tedeschi, però non risulta che i tedeschi erano sempre più forti in 2 guerre mondiali, non ne hanno vinta mai una. Quindi il dire no è un ragionamento moralmente povero, ed è un po' tipico secondo me del nostro atteggiamento, che confondiamo i sacrestani con i preti, la religione con le credenze religiose vere, no? Cioè, è una cosa molto triste, c'è una sciatteria su questo che è tipicamente italiana, lo dico da italiano, quindi con molto dispiacere, ma in cui veramente c'è questo atteggiamento per cui i forti vincono e i deboli perdono, e che è solo contrastato da un atteggiamento che è altrettanto comodo, che è quello dell'idealismo totale. La contrapposizione tra il mondo com'è, no? La città degli uomini, che è una miseria totale, sordida, e la città di Dio, che invece è un posto fighissimo. Allora c'è questo dualismo continuo, c'è pochissima attenzione al fatto che la storia di successo del nostro continente in questi ultimi 300 anni è stata scappare dalla rassegnazione rispetto alle cose come sono sempre andate e dall'utopia del domani cambieremo perché arriverà il paradiso terrestre, la rivoluzione e quant'altro.
ed è stato il duro lavoro delle riforme, il pensiero che cerca di capire come si può migliorare passo per passo. Questo è molto poco praticato perché il migliorare passo per passo significa una serie di cose. Fatica, impegno, tempo, continuo, nessuna garanzia di successo, molti insuccessi per arrivare al momento in cui finalmente magari ce la fai. E B significa assumersi responsabilità. Voi vedete anche nelle vicende, appunto si citava il voto del Parlamento europeo di ieri, la fatica che qui si ha ad assumersi una dannata responsabilità, che sia il dire, allora, stiamo sostenendo l'Ucraina, sì o no? Sì però tua sorella, cioè nel senso, semplice la domanda, stiamo sostenendo l'Ucraina, sì o no? Se li stiamo sostenendo, questi hanno diritti, bisogna di difendersi come Dio comanda, sì o no? Dipende, non è una risposta politica, perché la politica è prendere una posizione, decidere, no? Cos'è il meno peggio, sostanzialmente. Ma questo vale anche l'incapacità di assumersi responsabilità, la vedete anche sulle alluvioni nell'Emilia Romagna. Non è cioè il punto è che la colpa è di qualcun altro. È un ragionamento, se ci pensate, folle, no? In un momento come questo dice, il punto, guardate che è il contrario di quello che poi ti chiedono di insegnare, magari, no? Perché vedete, noi viviamo in una società, in un mondo, per dirla proprio molto semplicemente, che ha cambiamenti continui e sempre più repentini, e che è molto più complesso, continuamente più complesso. Detto così può sembrare una cosa, vabbè, no? Si sta meglio, non si sta peggio. Ma il punto fondamentale della complessità è semplicemente uno, cioè che, dette in maniera un po' tecnica, le variabili intervenienti, cioè quelle che noi chiamiamo imprevisti, sono molto di più, capitano molto più rapidamente, sono molto più difficili da prevedere e si combinano tra di loro in tanti modi diversi. C'è un esempio pratico. Tutti sapevamo che la Russia da 10 anni stava facendo pressione sull'Ucraina, tutti sapevamo che il rapporto tra noi e loro stava peggiorando continuamente, nessuno ha previsto sostanzialmente che a febbraio del 22 ci sarebbe stata una guerra in grande scala. Neanche tutti erano scemi, perché subentrano delle variabili che modificano quello che sta per succedere. Allora, in un sistema come questo, e questo guardate che riguarda mica solo le guerre, riguarda anche noi quando lavoriamo, tutti noi, in un mondo che molto rapidamente ha cambiamenti da tutte le parti. In un sistema del genere, l'unico modo per venirne a capo è concentrarsi sul processo. Capire se qualcuno non stia fatto un errore, ma capire qual è l'errore che stiamo facendo per cui si verifica questa situazione che noi non riusciamo a prevedere o non riusciamo ad agire. Non è importante sapere perché il modello previsionale, chi ha sbagliato a fare il modello previsionale. Il problema è essere consapevole che il modello previsionale ti dà un minimo di capacità di pensare cosa potrebbe succedere, ma tu devi essere rapidissimo a capire quando il modello si è esaurito, capire che non funziona, e quando capisci che non funziona correre ai ripari, che è esattamente l'opposto di quello che facciamo: cercare il colpevole, non cercare l'errore e porci rimedio, capite? Ecco, voi immaginate se su una nave, no, quando si verifica un malfunzionamento in navigazione o si verifica un incidente, si verifica un danneggiamento doloso da parte del nemico, ognuno reagisce dicendo, beh, sarà la macchina, io non lo so, io sono reparto armi, sono stato io ho fatto il mio, e chi se ne frega che hai fatto il tuo? Non stiamo discutendo se hai fatto o non hai fatto il tuo, stiamo discutendo che stiamo imbarcando acqua e ti do una notizia: se non smettiamo di imbarcare acqua fonderemo. Ecco, per noi italiani questa cosa qua, lo dico con molta tristezza, sembra una cosa difficilissima. Siamo sempre lì a dire non sono stato io, ma chi se ne frega? Cioè, io la mia teoria è perché secondo me sono le mamme che tirano sui bambini dicendo corri senza sudare, gioca senza sporcarti, tutte queste cose, no? Che capisci, tiri su degli schizofrenici praticamente. Faccio parte di scherzo.
tutti, al di là dei ragionamenti che possono toccare in maniera così un po' più globale, in realtà stiamo anche scherzamo. Mia mamma è morta, quello che vedo. Sì, dicevo che ci stiamo anche avvicinando a un momento in cui gli Stati Uniti voteranno un nuovo presidente, quindi forse vivremo anche la possibilità di alcuni cambiamenti in politica estera, no? La mia domanda è che vale per tutti e tre, quindi è rivolta a tutti assieme contemporaneamente, diciamo, poi magari rispondete però più. Cosa potrebbe cambiare nel rapporto italiano o comunque per l'Italia la vittoria di uno o dell'altro, anzi di una o dell'altra magari? In che modo una nuova amministrazione potrebbe magari influenzare le relazioni bilaterali, la nostra posizione nell'alleanza internazionale, nella NATO, perché poi ci sono anche lì delle idee diverse per le dinamiche economiche, le dinamiche commerciali per i nostri paesi. Se vince uno, se vince l'altro. Come cambiano? Chi risponde primo? Dai, allora il professor Passi appena ha detto la sua. No, lascio la parola un attimo, quindi con Giorgio. Ok, dal punto di vista strettamente militare. Ma puoi anche dire la tua, perché poi le sai come vanno a finire queste cose. I militari non devono fare politica. Dai tempi di Caio Giulio Cesare non abbiamo un esempio di un militare che sia stato anche un buon politico, e c'è un motivo per questo, perché è una questione di mentalità. Quindi io mi attengo semplicemente a quelle che sono le mie competenze. Dal punto di vista militare io osservo che le alleanze, il sistema d'alleanza occidentale, che ha una nazione leader e che questo leader sono gli Stati Uniti d'America, è un sistema di alleanze basato ormai su un intreccio estremamente complesso e consolidato di interessi e di procedure, per cui, sempre dal punto di vista militare, vedo estremamente improbabile che l'avvento di una leadership specifica, per quanto originale, diversa da quella a cui siamo abituati, non è in grado di alterare significativamente gli equilibri di questa alleanza. Ovviamente si possono creare dei danni, si possono incrinare dei rapporti, ma la Costituzione degli Stati Uniti d'America è tale per cui un singolo presidente non può ribaltare completamente una politica che è ormai consolidata da 80 anni. Può indirizzarla leggermente in su un altro obiettivo, ma non può stravolgerla. Io ho lavorato con colleghi americani per diversi anni, ho avuto anche momenti difficili con alcuni di loro, ma le vere differenze erano molto piccole. Non riesco a immaginare una situazione in cui l'America se ne vada da una parte e l'Europa rimanga per conto suo. Si possono un po' allentare le relazioni per poi riconsolidarsi di nuovo. È un'alleanza flessibile. Io non voglio fare retorica adesso, ma con un minimo di interesse per la storia, in particolare per la storia militare in questo caso, la NATO è un unicum. Non c'è mai stato nella storia niente di paragonabile a un'alleanza militare tra così tante nazioni che sia durata così a lungo
mantenendo una struttura politica e militare integrata senza che nessuno si sia mai staccato. Nessuno ha mai sentito la necessità di lasciare la NATO. È una cosa che non è mai successa. Atene e la Lega Delio-Attica, Atene usava la sua alleanza per dominare i suoi sottoposti. La Confederazione Romano-Italica, stesso discorso, era il modo con cui Roma controllava l'Italia, parliamo della Repubblica Romana. Non esiste un altro esempio di alleanza che sia durata così a lungo, abbia avuto così tanto successo e sia stata così condivisa dalle popolazioni. Non riesco a immaginare come un singolo leader possa infrangere una situazione del genere. È anche vero però che un leggero allentamento di questi rapporti potrebbe portare non tanto l'Italia in sé, ma l'Europa a consolidare le sue proprie istituzioni militari interne. Un'assunzione di responsabilità ulteriore da parte dell'Europa potrebbe essere anche una conseguenza positiva. Sì, ma questo potrebbe allentare i poteri di deterrenza? No, secondo me sarebbe una crescita. Sarebbe una crescita di consapevolezza e di capacità inevitabile. Perché è una questione di responsabilità. Noi europei siamo abituati a delegare la responsabilità della nostra difesa in una certa percentuale a qualcun altro. La subappaltiamo in larga parte, non in tutto, ma in larga parte. Una certa consapevolezza di non poterlo più fare nella stessa misura potrebbe anche portare a un rafforzamento dei legami interni europei, quindi potrebbe anche avere una conseguenza positiva. Di sicuro però porterebbe a tensioni interne che probabilmente preferiremmo evitare. Io do la parola al professor Vittorio Emanuele perché ho visto che aveva un'aria un po' sorniona su questa... No, nel senso, sei d'accordo? E comunque a livello invece economico-commerciale... Io sono più scettico sul fatto che la rielezione di Trump non possa portare a conseguenze drammatiche sulla coesione. Perché è vero, come diceva Cornello, sono d'accordo con lui, che esiste tutto un apparato istituzionale dell'Alleanza Atlantica e di quello che c'è dietro, chiaramente, rapporti di produzione militare, compagnia cantante, molto, molto forte. L'Alleanza Atlantica ha quasi 80 anni, non so se mi ricordo mai esattamente dal 49 a oggi quanti anni sono passati, è troppo lontano, ma però appunto per il discorso che facevo prima siamo in un momento in cui l'allentamento di attenzione o anche la deriva leggera tra le due sponde dell'Atlantico a questa velocità ti porta rapidamente molto distante, un po' come sta facendo, avete visto, le regate di Luna Rossa in Coppa America, no? Vanno a prendere il schegge e quindi a 37-38 nodi di media, cioè è un attimo che prendi l'abrigo e ti saluto. Quindi io sono più preoccupato su questo. Penso che d'altra parte gli europei avrebbero bisogno di essere più consapevoli cioè di tirare le conseguenze del fatto che quel mondo in cui i prodotti li faceva la Cina, l'energia la dava la Russia e la protezione la dava l'America, e tutte queste tre cose erano a basso costo per noi e sono finiti. Non sono più così, cioè è inutile che poi noi possiamo piangere, picchiare i piedi per terra, no? Rimpiangere il passato perché voglio rimpiangere il passato. È così, cioè, appunto. Quindi a quel punto tu hai da un lato necessità di curare molto di più il rapporto con l'America, il che significa che chi comanda in America può fare più differenza di prima per il discorso della velocità, e dall'altra devi però organizzarti da solo, in modo che tu possa curare i tuoi interessi anche quando sono solo i tuoi interessi, non gli interessi occidentali. E esistono campi.
se io guardo, io quando però guardo alle elezioni americane, se io guardo da cittadino o da studioso, posso dire ma è meglio Tizio rispetto a Caio in base a certi parametri, ok? Però quello che mi stupisce sono i leader politici, perché un leader politico europeo non dovrebbe votare il prossimo presidente americano sul fatto se è sovranista quanto lui, anche abortista quanto lui, un po' razzista anche se non lo dice né l'uno né l'altro quanto lui, tutte queste cose qua. Dovrebbe ragionare sul tipo, su una domanda semplice, rispetto agli interessi europei e italiani. Quale presidente americano ci conviene? Ci conviene un presidente più tendenzialmente isolazionista, che tendenzialmente guarda l'Europa come competitori e rivali e meno come alleati, che sottovaluta l'importanza degli alleati europei, che guarda le istituzioni internazionali come un impiccio, o ci conviene un presidente che sia più attento all'Europa, più attento alle nostre istituzioni, più convinto che siamo sì rivali economici, competitori economici, ma siamo dall'altra parte anche i fondamentali alleati degli Stati Uniti negli ultimi 70-80 anni, quelli che hanno consentito anche agli Stati Uniti di essere non il padrone solitario di un sistema che non riesce a nessuno, ma il leader di un pezzo di questo sistema che era talmente solido da costituire un punto di riferimento per gli altri. E allora lì la risposta è semplice, cioè, e questo valeva, in anni passati valeva nei confronti dei presidenti repubblicani, che sono stati molto importanti per la nostra crescita, e in anni recenti però vale per una candidata democratica, a mio avviso, che è molto importante per la nostra sopravvivenza. E francamente a me che abbia o non abbia certe convinzioni religiose o sociali mi interessa il giusto. L'unica cosa che mi interessa, concludo, è che non minacci la tenuta della democrazia americana dall'interno, perché se no, con le minacce che abbiamo noi dall'interno alla tenuta delle nostre democrazie, estremisti di destra, estremisti di sinistra, qualunquisti, e via discorrendo, di qua e di là. Se abbiamo un presidente che sostanzialmente si porta al governo il Ku Klux Klan, stiamo vedendo cosa sta succedendo in Medio Oriente, quando tu hai un governo che finisce per legittimare le tendenze più estremiste. Poi le conseguenze si vedono. Allora a me sembra che noi quando valutiamo gli altri, se siamo privati cittadini è un discorso, se facciamo gli studiosi è un altro discorso ancora, ma se facciamo i politici dobbiamo guardare all'interesse nazionale italiano ed europeo, che non è trovare uno che dice le stesse corbellerie che dico io ai suoi. Invece c'è questa tendenza. E trovare uno che dice no, da soli non si va da nessuna parte, cerchiamo di trovare un punto di unione con i nostri migliori amici. Questo è quello che mi serve, perché non sto andando a vedere il derby, Esatto. che devo difendere i miei colori e domani sarà domenica vinceremo il 7° derby di fila, chiaramente, no? Sto guardando la tenuta del sistema, vorrei solo questo dai nostri politici. Anche lei capisce questa passione quasi morbosa per uno o per l'altro contendente fine a se stessi, come se dipendesse direttamente da... E non facciamo il ragionamento proprio più utile, per dire sì, ma noi chi conviene? Perché noi, gli Stati Uniti nella nostra bilancia commerciale pesano un disastro. Se noi guardassimo le cose come stanno, l'economia americana e l'economia europea è intrecciata per i pacchetti azionari, cioè per le proprietà di circa il 30% in un caso e il 28% nell'altro. Quindi sarebbe come il divorzio, capite? Che a volte devi divorziare perché la vita è impossibile, però nel principio se sei così intrecciato patrimonialmente, qualcuno di voi fa l'avvocato, credo qua un famoso commercialista molto di grido qua, conegliano, no? Ti potrebbe dire, quando vai a spaccare sta roba è un casino, rischia di essere un danno per entrambi, la guerra di Rosis rischia di diventare. Allora mi aspetterei che i politici italiani guardassero le elezioni americane con l'attenzione rispetto a questo, che guardassero ai rapporti con gli altri leader europei pensando a come pensiamo il rapporto noi insieme
perché se gli americani buttano fuori i messicani, beh, loro buttano fuori i messicani, noi buttiamo fuori i neri, allora figo. No, non funziona così. Non è questo che ci interessa a noi. Allora ci interessa che non mettano i dazi sui prodotti europei, come quell'altro ha fatto nel suo primo mandato, che ci diano contributo a difenderci dalla Russia che ci sta minacciando, non pensino che è la Cina l'importante e Putin che se ne frega, in fondo è un ragazzo che è un compagno che sbaglia. Queste sono le cose fondamentali. Io mi aspetto che una classe politica ragioni su queste cose all'interno di uno schema di valori, ma non che faccia il tifo, perché se no andiamo a casa da nessuna parte, e questo è molto importante secondo me. Churchill, che era un presidente, il primo ministro conservatore, aveva ottimi rapporti con Roosevelt, che era un presidente democratico tra i più di sinistra della storia americana, perché capiva benissimo quali erano le cose importanti che lo interessavano dell'America. Non ne fregava niente che Roosevelt fosse più di sinistra di lui nelle politiche sociali, e chi se ne frega, sarà un problema degli americani quello, no? Il problema era Hitler, il problema era poi per prendere il confronto con Stalin. Allora noi dovremmo ragionare su questo. Non credo che sia chiedere tanto a una classe politica che dovrebbe essere meglio di quanto siamo noi, se no perché dovrebbe leggere. Allora estraiamo la sorte e chi viene lì. Questa situazione qua, diciamo che anche i giornalisti hanno il loro peso. Sì, io non sono un esperto di politica americana, però ovviamente ci sono differenze tra l'elezione di Kamala Harris e di Donald Trump. Per quanto riguarda il territorio c'è la questione dei dazi commerciali, c'è la questione del fatto che Trump ha questa concezione della NATO totalmente differente, per cui continua a ripetere agli altri paesi che devono contribuire di più, vorrebbe sfilarsi, diciamo, per quanto riguarda l'apporto finanziario, comunque ridurlo, quindi questo creerebbe un problema ovviamente. Però ecco, appunto, quello che diceva lui sui politici è incredibile, nel senso, non tutti, però per esempio la Lega, che si definisce un partito sovranista sostanzialmente, Dopo voglio parlare che è l'esatto opposto di un partito che dovrebbe difendere la propria nazione, perché appunto se io vado ad appoggiare un presidente americano o un candidato presidenziale americano che va contro i miei interessi economici, che nazionalista sono? Io sto svendendo il mio paese, e questa cosa l'hanno fatta con Putin e la stanno facendo con Trump sostanzialmente. Non c'entra niente quello di difesa degli interessi. Gli interessi nazionali sono altri, noi abbiamo determinati interessi, l'Italia ha una proiezione nel Mediterraneo dove ovviamente la nostra politica estera è limitata, però sto dicendo, non posso appunto appoggiare qualcuno perché ha idee simili alle mie, che poi sono idee, se vogliamo, totalmente criticabili. Devo pensare a quelli che sono gli interessi della mia nazione sostanzialmente, e l'elezione di Trump sicuramente non va negli interessi dell'Unione Europea, ma negli interessi dell'Italia sostanzialmente, quindi credo poi per quanto riguarda l'Ucraina ovviamente, e poi anche il discorso del presidente isolazionista, sì, ok, però poi nel 2020 quando ammazzano il generale Soleimani a Baghdad è Trump che dà l'ordine di lanciare i droni per far fuori un alto grado militare iraniano. E la sua reazione poi su Twitter, dovrebbero toglierlo Twitter i politici ovviamente, non sono i politici, però la reazione di Trump è pubblicare la bandiera americana, quindi adesso abbiamo sistemato le cose, cioè per cui sì, vediamo il personaggio qual è, insomma, credo che sarebbe veramente deleteria la sua elezione, quindi al di là poi degli schieramenti politici, cioè, però politici italiani, politici che si occupano di amministrare il nostro governo e che dovrebbero pensare ai nostri interessi nazionali, non devono pensare appunto, come ha detto Pazzi, di essere vicini a qualcuno soltanto perché hanno affinità ideologiche, e poi quelle affinità ideologiche possono essere come nel racconto dell'ancella, quindi in realtà distopiche e terrificanti. Questo è un altro discorso. Sul discorso che hai accennato della patria e soprattutto del sovranismo, dei concetti come nazionalismo, che
sembra che siano argomenti che piacciono molto agli italiani. Quando si strizza molto insomma l'occhio a questi concetti, il sovranismo, il nazionalismo, l'autarchia, ci piace, o meglio, a qualcuno piace molto parlare di questa specie di grandeur che in qualche modo identificano con il concetto di patria. Ma quello che dico, e tu mi rivolgo a te ovviamente, a lei dove sono passi, non è che in un mondo appunto che incontestabilmente è globalizzato, è intrecciato economicamente, anche culturalmente, anche dal punto di vista poi delle etnie, eccetera. Forse dovremmo un attimo rivederlo questo concetto di patria inteso come confine, lo dobbiamo in qualche modo reinterpretare, dobbiamo modernarci, cosa intendiamo adesso? O come dovremmo intendere la patria oggi, o il concetto di patria oggi? Silenzio. Io penso questo, cioè, intanto che cos'è la patria? Cioè, la patria non è un posto geografico e basta, non è neanche la comunità delle persone che conosciamo e basta, cioè, la patria è una comunità e le sue istituzioni politiche. Cioè, il modo in cui stiamo insieme ci definisce cittadini d'Italia. Pensate alla storia italiana, no? L'Italia liberale post-risorgimentale non è l'Italia fascista, non è l'Italia repubblicana, eppure sono tutti italiani quelli, sono i nostri padri, nonni, bisnonni e quant'altro, ma i valori, i concetti, le istituzioni che questi servivano, in cui credevano, sono diversi, perché cambiano le cose. Quello che non cambia è che c'è una società che ha un rapporto con le istituzioni. Sono queste due cose insieme che fanno la patria. La patria non è un concetto che può essere privo di politicità, cioè è un popolo, non è una comunità di persone, popolo nel senso romano antico, per così dire. E quando dico non può fare a meno della politicità, significa che quel vezzo che noi italiani abbiamo di pensare che in fondo noi possiamo fare a meno delle istituzioni, della politica e dei politici soprattutto, no? Perché siamo migliori, ce la possiamo cavare da soli. E in fondo il resto impiccio è sempre quello che ci ha fregato sostanzialmente. Perché se tu non hai questo senso di appartenenza ripeto, appartenenza verso un popolo e le sue istituzioni, il Senato e il popolo romano, scrivevano i romani antichi sui loro scudi, sui loro stemmi, anche sui tombini di Roma. Adesso per terra ci si la spazzatura del sindaco, quello di nuovi, scritto STQR. Il Senato e il popolo, cioè le istituzioni e le persone, la comunità dei cittadini. Se noi perdiamo questo, andiamo come dei gattini ciechi nel mondo e siamo impauriti da tutto. Chi ha una forte appartenenza, una forte lealtà verso la propria patria, non è impaurito da tutto. È chiaro che se tu hai un'identità debole, tutto ti fa paura. Ti fa paura l'Europa, i burocrati di Bruxelles, ti fanno paura gli immigrati che ci invadono. Tu dimmi quale paese serio uno dice che difende i confini della patria da quanto Napoli. E in Polonia con la maglia di Putin, cacchio, cioè. E lì non ti sai difendere le cose, però come mai non ci sei? Cioè, no? Senti la pelle, quattro pezzetti, poi disgraziati peggio di noi che gentilmente non ti affogano sulle coste. Allora, voglio dire, cioè, questa è una cosa che dobbiamo capire, perché per poterla ricostruire questa nostra patria, però, devi elaborare il lutto, fare i conti col passato. Se non fai questi conti col passato e sei continuamente a dire se volevi più bene al papà o alla mamma, non sei mai in grado di fare niente. E invece noi dobbiamo prendere dal passato quello che ci può illuminare il cammino e guardare avanti. Mi interessa della patria, come vogliamo trasformarla, cosa vogliamo diventare. Quando noi nasciamo, scusate, molti di voi hanno un'età ormai adulta. Chi di voi sta qua a dire come era nato? Chi
Chi se ne frega se eri il figlio del notaio o il figlio dell'idraulico? Quando vai a letto ti fai i conti della giornata, penso che dirai quanta strada hai fatto o non hai fatto e cosa vuoi fare ancora, come ti stai trasformando, cosa vuoi diventare. Allora sei forte e solido, prendi le sfide che la vita ti mette davanti come opportunità e non come pericoli. Questo è il punto fondamentale. Nessuno va avanti guardando indietro, si può passare il pallone all'indietro, questo è fondamentale, però guardi davanti, mica guardi indietro. A noi manca questo, secondo me, e questo è un problema nostro che dobbiamo fare noi, non possiamo aspettare che i politici facciano, ci mastichino la pappa, come quando vai dallo psicanalista. Ti sarà morta la mamma, ti avrà lasciato la fidanzata, lui ti può dire come devi fare, poi però Stellina, a un certo punto te lo devi elaborare tu il lutto, devi farlo tu il passaggio finale, se no ciao. Ecco, a me sembra che noi siamo un po' deboli su questo. Perché è importante la patria in un mondo interconnesso? Perché si può essere cittadini italiani, patrioti europei? Certo che sì, perché la sovranità europea aggiunge capacità alle singole piccole sovranità dei singoli paesi dell'Unione, aggiunge qualcosa che se siamo d'accordo tutti c'è e se non siamo d'accordo non c'è e restiamo ognuno con il suo pezzettino monco di sovranità che è fuori scala, non basta più. Cosa facciamo? Chi fa certi ragionamenti? Allora mandiamo quanti sono gli ungheresi? 6 milioni? 7? 11? Quanti cazzo sono gli ungheresi? E quanti sono i cinesi, gli indiani? Di che parliamo? E infatti il sovranista di Budapest è uno schiavo di Putin. E allora, di cosa parliamo? La nostra unica speranza di continuare a poter essere italiani del XXI secolo è essere europei del XXI secolo. Perché è il modo di rafforzare quello che in 27 modi diversi, spesso combattendoci gli uni con gli altri, siamo riusciti a costruire insieme. È proprio un discorso di tutta la linea che monta uguale. Il placatore solitario che rompe la linea si fa prendere la meta. Dobbiamo stare tutti allineati, se no non si va da nessuna parte. Questo è importante. Se si perde questo concetto, io non so se ho ancora nostalgia del passato, ma chi ha nostalgia del passato? Quando correvo veloce, avevo le ginocchia buone, hai ragione, ho molta nostalgia della mia gioventù, ma non ho nostalgia di quello che ero 40 anni fa, perché ho vissuto altri 40 anni e penso di aver fatto qualcosa, di cui sono soddisfatto e penso di poter fare ancora qualcosa e non me ne frega niente di continuare a pensare come era bella la fidanzata di quando avevo 20 anni, che poi se la vai a guardare in realtà era bella perché era la prima. Parliamoci chiaramente, no? E di che grazie reciproco chiaramente. Per cui dico, smettiamo di avere questo atteggiamento passatista, guardiamo avanti e amiamo questa patria per quello che ci può dare e per quello che noi possiamo dare a lei, impegnandoci, assumendoci responsabilità. Se vogliamo, se non vogliamo, è una scelta chiaramente, mica nessuno è obbligato a farlo, mica te l'ha ordinato il medico. Possiamo continuare a restare, a tornare divisi e calpesti, tanto abbiamo fatto per secoli e qualcuno si troverà anche bene. Io personalmente no, e quindi, come tanti altri insieme a me, cerchiamo di lottare affinché questo non succeda e perché il concetto di patria non torni a essere un concetto che divide, ma che sia un concetto unitario. La patria non è un concetto di parte, la patria è un concetto di tutti. All'interno di quella patria ci sono idee molto diverse che in democrazia competono liberamente tra di loro, ma non appartengono l'uno all'altro. Tutti sono patrioti, quelli che credono nelle istituzioni democratiche di questo paese, perché la patria italiana, e concludo, vi ricordo che è nata liberale nel Risorgimento, sui campi di battaglia, è nata costituzionale. Prima non c'era l'Italia. Quando l'Italia è diventata costituzionale, liberale, è diventata una nazione. Prima era un ammasso di rignucoli. Se qualcuno vuole tornare ai rignucoli, faccia pure, non mi interessa il progetto. E per passare un attimo la parola anche a Giorgio, tu hai svolto nella tua carriera militare anche
compiti di targeting per l'Italia. Il targeting magari puoi spiegarlo tu più compiutamente, ma comunque fondamentalmente hai fatto un lavoro strategico nella decisionale di colpire questo o quell'altro obiettivo. Ecco, come descriveresti il rapporto con le istituzioni di vertice italiane? Cioè, ci sono delle differenze che hai riscontrato rispetto agli ambienti NATO? C'è qualcosa che cambieresti nella gestione dei rapporti? E soprattutto se c'è qualcosa che cambieresti nella postura militare italiana? Beh, qui di nuovo diventa una valutazione politica richiesta al militare sull'impiego dei militari stessi. Beh, diciamo che la domanda è più legata alla tua carriera militare, cioè come hai vissuto la carriera militare in due ambiti diversi. Posso dire le differenze che ho potuto osservare. Certo. Allora, uno degli aspetti particolarmente validi del concetto della NATO è la sovranazionalità. È un'alleanza di numerose nazioni che mettono insieme le loro risorse e quindi anche le loro responsabilità. Qui purtroppo una delle conseguenze meno gradevoli della democrazia, ma che è un prezzo che dobbiamo pagare, è la tendenza a spalmare le responsabilità. E le nazioni europee, che singolarmente, per riagganciarmi a quello che dicevo prima, hanno un potenziale basso perché sono piccole e quindi non possono esprimere, un'Italia da sola non può esprimere il potenziale di un'India, perché l'Italia ha 60 milioni di abitanti e l'India ha 1 miliardo e 100 milioni, non hanno lo stesso potenziale e c'è poco da fare. E non stiamo a parlare di risorse, stiamo parlando solo di popolazione. Nel momento in cui noi abbiamo una nazione che di per sé esprime un piccolo potenziale, inevitabilmente avrà una classe politica che tenderà ad assumersi responsabilità proporzionate al suo piccolo potenziale e quindi è scarsamente portato a esporsi con decisioni particolarmente pesanti. Il governo italiano non firmerà mai un documento di targeting, per tornare a quello che dicevi prima tu. C'è stato un anno, non tanto tempo fa, in cui con un certo Presidente del Consiglio a noi, al mio comando di Corpo d'Armata, era arrivato l'incarico di pianificare un intervento in un certo paese dall'altro lato del Mediterraneo. Tanto da avere la pianificazione pronta non si sa mai. Nel fare la pianificazione una cosa che bisogna fare è la pianificazione del targeting. La pianificazione del targeting, non lo sa praticamente nessuno, è una cosa riservata, però butto giù un paio di cose. Ha due aspetti. Ha un aspetto strettamente tattico, militare, che è l'elenco degli obiettivi da colpire. In che ordine, con quale priorità e in quale modo che deve essere sia fattibile che economico e soprattutto deve richiedere danni collaterali minimi o possibilmente nulli. Poi c'è l'aspetto legale. L'aspetto legale è connesso alla dottrina legale dei conflitti armati. Bisogna rispettare tutte le convenzioni internazionali, perché il comandante operativo responsabile delle operazioni militari non venga inquisito dalla magistratura italiana o internazionale per quello che fanno le forze militari. Perché se noi bombardassimo una città
sull'altra sponda del Mediterraneo, immediatamente un procuratore italiano avvierebbe una procedura contro il comandante che ha autorizzato il bombardamento, perché noi siamo uno Stato di diritto. Quindi per prevenire questo si crea un documento per ogni singolo obiettivo che vuole essere colpito. Si fa un'analisi non solo militare, ma anche legale. Si trova la giustificazione dell'attacco a questo bersaglio, il perché lo si fa, qual è lo scopo che si vuole ottenere, in base a quale articolo della legge internazionale si autorizza questo attacco, e si deve anche dimostrare di fare tutto ciò che è possibile per colpire solo l'obiettivo militare senza danni collaterali. Si registra il tutto, lo si fa vidimare anche a un esperto di diritto internazionale e lo si archivia perché non si sa mai. Tutto questo è un lavoro. Tutto questo alla fine diventa un enorme documento che va in firma all'autorità politica che autorizza l'operazione militare. Se l'operazione militare è nazionale, questo documento va sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri italiani. Noi questo documento l'abbiamo fatto, l'abbiamo mandato al Presidente del Consiglio del momento, che se l'ha ritrovato sul tavolo e ha fatto: e questo che cos'è? Gli è stato spiegato che cos'era, io questo non lo firmo, ce l'ha rimandato indietro e anche soltanto l'ipotesi di questa operazione militare è stata immediatamente accantonata, che era esattamente quello che non ci aspettavamo succedesse. Se però l'operazione non è nazionale ma è NATO, il discorso cambia completamente, perché il documento va in firma, va in visione al Consiglio Atlantico, che è il supremo consesso politico dell'Alleanza Atlantica. Sono gli ambasciatori permanenti presso la NATO, o meglio ancora sono i ministri degli esteri dei governi della NATO. Questi lo approvano, lo fanno firmare al segretario generale e allora va bene per tutti, perché la responsabilità è spalmata in ambito alleanza. E qualcuno di voi avrà fatto caso che quando la NATO interviene e effettua azioni militari, anche sui media non compare mai aerei italiani hanno bombardato, aerei olandesi hanno bombardato o aerei canadesi hanno bombardato. È sempre aerei NATO. Laddove non esistono aerei che sono semplicemente NATO, tutti gli aerei NATO sono di una qualche nazione, non esistono aerei solo della NATO. Però la responsabilità è condivisa e questa è la sovranazionalità. Ci sono alcune nazioni che invece si assumono delle responsabilità in più, ovviamente gli Stati Uniti d'America, e poi ci sono la Gran Bretagna e la Francia, che guarda caso sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e potenze nucleari. Sono nazioni che per la difesa spendono molto di più di noi. È una questione di scelte. Sono nazioni che decidono di assumersi più responsabilità degli altri. Ma tutti gli altri membri della NATO non sono politicamente desiderosi di assumersi queste responsabilità e di pagare il costo per poterselo permettere. Quindi tutte le nazioni come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Polonia, la Svezia, oggi anche la Svezia, che non potrebbero assumersi queste responsabilità, in ambito alleanza lo fanno. E questo genera un insieme di piccoli potenziali che si assommano in un grande potenziale militare. Per quel che riguarda il discorso della condivisione di queste responsabilità, scivoliamo sul discorso del patriottismo. Ora, io sono un militare italiano, ho giurato a fedeltà allo Stato italiano, il giuramento è uno. Ma questo non mi rende meno, nel mio caso, piemontese.
Io sono legatissimo alla mia terra. Siccome vivo all'estero, quando torno in Italia io rivedo le Alpi, a me vengono le lacrime agli occhi quando rivedo la mia terra. Ma questo non contrasta in nessun modo il mio essere italiano. Essere europeo è la stessa cosa, sono come delle bamboline russe, sono come le matriosche, sono una dentro l'altra. Io sono padre di famiglia, cittadino della mia città, piemontese, italiano ed europeo, e non vedo nessuna contraddizione tra queste cose. Non è che amo una di queste anime più dell'altra, sono una parte dell'altra. E questo detto da un militare. Quindi preferirei fare una domanda per tutti ancora, ovviamente, che riguarda le vostre rispettive competenze, il mix delle vostre rispettive competenze. Come vedete un po', visto che ne avete esperienza comunque tutti e tre, l'interazione tra informazione mediatica, la strategia militare, la diplomazia internazionale nella gestione dei conflitti contemporanei. Cioè, in che modo ciascuno di questi fattori può contribuire, se contribuisce, a influenzare oppure anche a complicare gli equilibri geopolitici globali? Quali sinergie e criticità vedete emergere tra essi nel concetto di prevenzione e escalation dei conflitti? Cioè, cos'è che pesa? Che risponde? Comincia a stare Cristiano. Sì, lo so che è difficile. Hai spento il microfono o è morto? No. Questa è una domanda molto difficile, nel senso, per quanto È riguarda... la domanda di chiusura, dai. Sì, infatti quella più leggera. Per quanto... Stanchi, annoiati, andiamo a dormire, chiudiamo qua. Davanti a oltranza, maratona, Vittorio che era preoccupato 20 anni. secondo me non hanno mai. Per quanto riguarda l'informazione è un'arma, come può essere appunto un'arma vera e propria, nel concetto anche di guerra ibrida, insomma, no? L'informazione Di cui Giorgio ha trovato un grande esperto di guerra ibrida. La propaganda è sempre esistita. A me piace ricordare quella serie di film che fecero gli americani, credo dal 39 al 45, c'erano 7 film che si chiamavano Why We Fight, perché combattiamo, che erano stati fatti inizialmente per spiegare agli stessi soldati americani perché stavano andando a combattere in Europa, per quali valori, e che poi dopo è stata anche diffuso alla popolazione. Quindi come dire, è sempre esistita i media hanno sempre fatto propaganda, a volte dichiarata, a volte no. Ora, la distinzione tra informazione e propaganda ovviamente deve essere ben chiara. Quando per esempio i reportage di Walter Cronkite, questo giornalista americano, quando andò in Vietnam, dopo l'offensiva del Tet, mi sembra nel 68, in pratica fino a quel momento si stava raccontando una guerra in maniera positiva. Quando questo giornalista fece dei reportage veritieri su quello che stava avvenendo, anche sul fallimento delle operazioni americane in Vietnam, questo tipo di informazione stravolse la politica americana, tant'è che alcuni analisti dicono che addirittura a causa di questi reportage poi si incominciò a pensare di ritirarsi dalla guerra, di finirla in qualche modo. Quindi l'informazione è importantissima sia per quanto riguarda appunto fare propaganda, sia per quanto invece contrastare la propaganda, contrastare come dire, le politiche o le narrazioni fatte dai governi e in qualche modo distruggerle. Io ho sempre immaginato che se la Russia avesse avuto
in Russia ci fosse stata la possibilità di avere un'informazione, una stampa indipendente, probabilmente la guerra sarebbe già finita. Sarebbe già finita perché il potere dell'informazione avrebbe raccontato la verità, e raccontando la verità, così come era stato come quando raccontavano i giornali americani, le televisioni americane mostravano le bare dei soldati americani che tornavano in Vietnam, in qualche modo avrebbero, come dire, sconvolto la popolazione, avrebbero avviato una critica forte nei confronti di un governo. Però in Russia questo non succede perché la stampa è controllata, quindi viva Dio, noi viviamo in una democrazia dove comunque c'è la possibilità di contrastare la propaganda, c'è la possibilità di, come dire, non soltanto di contrastare la propaganda che viene fatta magari dal nostro governo, ma di contrastare la propaganda che viene dall'esterno. E questa penso che sia la funzione più importante che dobbiamo avere in questo momento, cioè quella di come dire, avere una barra di orientamento e di riuscire a capire dove si trova la propaganda e dove si trova l'informazione. Purtroppo in Italia c'è, a mio avviso, comunque un tipo di informazione che è fortemente politicizzata. Ne parlavamo anche oggi a tavola, insomma, c'è questa informazione fortemente politicizzata, l'editoria pura non esiste, ovviamente ogni quotidiano, ogni testata ha la sua linea editoriale e ci sono anche ovviamente gli interessi economici dietro. Però ecco, in Italia i quotidiani sono ancora finanziati inizialmente un po'. Sì, comunque. Non mi pare che questa sia una condizione che ritroviamo a destra. Sì, ma anche chi non è finanziato può avere diciamo, degli editori che non sono editori proprio puri, ma che hanno, come dire, hanno investito nel settore editoriale per portare avanti determinate istanze. Però ecco, l'informazione deve essere come quella che è sempre stata definita, come veniva definita anche da Wells, il quarto potere, sostanzialmente, no? Un cane da guardia della democrazia, e continuo a ripetere, fortunatamente noi viviamo in una democrazia. E allora, come dire, dovremmo anche in qualche modo anche fortemente contrastare quella che è come dire, una visione politica distorta degli ultimi fatti, degli ultimi movimenti. Io mi riferisco soprattutto alla guerra in Ucraina, perché è una cosa che mi sta toccando personalmente negli ultimi 2 anni. Però cioè noi siamo riusciti, come dire, i politici sono riusciti a farci passare l'idea, e questo l'ha detto anche Timothy Snyder ultimamente in un'audizione, che un paese che ha invaso un altro paese non può essere attaccato all'interno dei suoi confini, che è un'operazione, cioè storicamente non esiste. Perché non dovremmo autorizzare, diciamo, un paese invaso a poter utilizzare le armi che noi gli stiamo fornendo per poter colpire quel paese invasore all'interno dei suoi confini, per colpire poi obiettivi militari? E questa cosa non viene però spiegata, per esempio, non viene, come dire, la politica non viene contrastata su questo, ecco. Cioè in questo noi stiamo perdendo, a mio avviso in Italia, una funzione che è quella proprio di, come dire, il famoso cane da guardia, cioè che cosa stai facendo, cosa stai dicendo? Perché lo dici? Ti devi correggere, devi cambiare, comunque di denunciare quello che non funziona in qualche modo. E anche questo tipo di narrazioni che continuano a essere portate, e questa è una vittoria di Mosca sostanzialmente, perché se nel dibattito politico, se nel voto di ieri al Parlamento europeo passa questa logica, e questa logica viene riportata sui giornali, viene anche giustificata, o comunque bisogna dire, beh sì, certo, il concetto di escalation, questo continuo terrore che viene fatto e che poi non viene spiegato ai lettori, non viene spiegato appunto il concetto di deterrenza, no? Non viene spiegato nulla. E quindi questa funzione che abbiamo noi a cosa serve allora? Se non siamo più cani da guardia della democrazia. Io ho avuto a fare Giorgio con la propaganda russa, hai studiato a fondo, quindi anche tu sei in grado di dire quanto pesa l'informazione di un paese, o meglio il sistema mediatico di un paese in una situazione magari delicata o comunque di guerra, di stato di guerra, quanto pesa, quanto importante è?
Dipende moltissimo dalla situazione, Lo so. e dipende dal target. Esatto. Ora, se noi isoliamo il conflitto tra Ucraina e Russia, in realtà l'effetto della guerra ibrida è minimo, perché sono in uno stato di guerra totale, tutti e due lottano per un qualcosa che loro considerano esistenziale e non hanno bisogno di essere ulteriormente convinti. Il discorso però cambia completamente se allarghiamo lo spazio di osservazione. La guerra ibrida che viene combattuta adesso, sia da parte degli ucraini che da parte dei russi, è proiettata su di noi, è proiettata sull'Occidente. Perché nell'ambito del conflitto, senza entrare in un'analisi militare troppo approfondita che richiederebbe ore e ore e ore, ma la variabile del conflitto in Ucraina è una sola. L'unica cosa che può determinare l'esito finale del conflitto è il livello del sostegno militare, economico e politico dell'Occidente all'Ucraina. Perché la Russia sta già facendo tutto quello che può. L'Ucraina sta facendo tutto quello che può perché per loro è una guerra totale. L'unica forza che interviene direttamente nel conflitto, sia pure in maniera indiretta, è l'Occidente, il livello di supporto che l'Occidente dà all'Ucraina. L'Ucraina conduce una guerra ibrida rivolta a massimizzare il sostegno occidentale nei suoi confronti. La Russia conduce una guerra ibrida volta a ridurre il più possibile il sostegno occidentale all'Ucraina. Il target della guerra ibrida di entrambe le parti siamo noi. Noi che invece non siamo capaci di fare una guerra ibrida. Questo perché? Perché condurre una guerra ibrida, come qualsiasi altro tipo di guerra, come qualsiasi altro tipo di conflitto, richiede un coordinamento, richiede una leadership che stabilisce degli obiettivi, uno staff che pianifica le operazioni, in questo caso di guerra ibrida, e degli asset nazionali propri della parte in conflitto che conduce alla guerra ibrida. Ora, mentre da parte della Federazione Russa tutti questi elementi esistono, perché c'è un governo, c'è un sistema, ci sono degli operatori che esercitano la guerra ibrida, da parte occidentale non c'è questo. Non esiste una leadership in grado di stabilire gli obiettivi della guerra ibrida, perché la NATO non è organizzata per condurre la guerra ibrida. E non c'è un governo della NATO, ce ne sono più di 30. E non esiste un consesso dove i governi NATO concordano come condurre una guerra ibrida. Il discorso non è alla pari. Una parte in conflitto conduce la guerra ibrida, l'altra parte non conduce niente. C'è un insieme di attori indipendenti che fanno le loro attività che hanno effetti paragonabili alla guerra ibrida. Il governo degli Stati Uniti che fa i suoi annunci, il governo britannico che fa i suoi, la stampa internazionale che dice quello che ritiene di dire testata per testata, ma non esiste un coordinamento. Sono tutti in ordine sparso. Quindi in questo caso la guerra ibrida è estremamente asimmetrica. E lo vediamo perché da una parte è estremamente efficace, perché è ben coordinata, e dall'altra parte no, addirittura spesso ci sono forze che esercitano influenze negative. E di più non posso dire perché sennò di nuovo entro il campo politico che non mi compete. E infatti faccio entrare il professore Emanuele Passi per le ultime battute su questa domanda. Io mi alzo perché così scendo, voi state pure qua.
dobbiamo vedere i risultati anche dei sondaggi, quindi se Poli non vedo una ceppa, quindi scusate, ma devo per forza scendere. Però intanto neanche più quale fosse la domanda. Ma io che tipo di peso può avere, possono avere i media? Io penso che tutti noi abbiamo una responsabilità nell'attività che svolgiamo per consentire che le persone, i nostri concittadini, si facciano la loro opinione ma informata, cioè un'opinione che sia la loro, legata anche ai convincimenti politici, anche ideologici, perché noi possiamo pensare che queste cose non esistono, ma che tengano maggiormente conto del rapporto con la realtà e dei rapporti di causa e effetto tra le cose. Questo credo che sia l'unica cosa che possiamo fare, anche perché il vantaggio della democrazia è questo, che è un vantaggio enorme sui sistemi non democratici, quindi tutto quello che va in questa direzione ci dà a fa aumentare la nostra forza rispetto ai sistemi autoritari, tutto quello che invece non va in questa direzione ci rende più simili a loro, meno distinguibili, e quindi fa venire meno le ragioni profonde del sostegno. Se c'è una cosa che penso che sia il punto critico oggi, si parlava di deterrenza all'inizio, il colonnello ne parlava appunto giustamente, il principale punto di domanda sulla deterrenza è se poi i cittadini delle democrazie occidentali sarebbero davvero disposti a mettere a rischio le proprie vite per difendere le proprie democrazie. Guardate bene, non i confini, ma i sistemi politici, la natura del sistema politico in cui vivono, cioè di difendere il diritto di determinare il proprio futuro. E questo è il grande punto di domanda. E questo è il bluff su cui Putin scommette. Lui scommette che noi non saremo in grado poi in realtà di arrivare al punto di dire adesso questa è davvero una linea rossa, oltre questa non puoi andare, perché sennò avrai le conseguenze che ti puoi immaginare. Ora, perché questo però possa succedere, è necessario che noi rivitalizziamo le nostre democrazie. Punto fondamentale. Se le democrazie non tornano a essere inclusive innanzitutto, se non tornano a essere più eque nella corsa per il benessere nella vita, più eque nella distribuzione delle opportunità, poi è difficile che le persone si sentano impegnate e disposte a correre il rischio della propria vita per difendere quel sistema. Ecco perché è così complicato in questo momento la nostra lotta, e perché è così il momento, dal mio punto di vista, è il momento più difficile che le democrazie abbiano mai incontrato negli ultimi 150 anni di storia. Ed è una sfida cruciale che però non può essere vinta solo con il richiamo di uniamoci contro il nemico, ma deve essere vinta anche con il richiamo rivitalizziamo l'evidenza della nostra democrazia, rendiamo il volto della democrazia nuovamente molto ben distinguibile dal volto dell'autocrazia, perché l'autocrazia guadagna ogni volta che i suoi servi possono dire ma sì, in fondo è tutto un magna magna, in fondo c'è chi comanda e chi obbedisce, è sempre andata così. Ecco, la democrazia è nata per dire che non andava più così, e da lì in poi le cose sarebbero andate diversamente. L'errore che abbiamo fatto, credo, è pensare che bastava averlo affermato con molta forza, con molto sacrificio in passato, e non andasse invece continuamente ribadito verso i nemici esterni e verso i nemici interni.